Grazie a Matteo Bianchi, interior design, titolare dello studio Matteo Bianchi, che fa appunto interior design e prodotti di design. Grazie di essere con noi. Matteo ci sta parlando da Londra, anche se Matteo è veneto, in particolare veneziano del Lido, se non sbaglio. Sì, esattamente. Buongiorno a tutti, sono Matteo Bianchi e sono nato e cresciuto al Lido di Venezia. Poi ti sei trasferito, tra virgolette. Però sì, nel 2004, dopo aver lavorato un po' in giro per l'Italia e aver visitato altri paesi, ho scelto Londra come destinazione finale e infatti mi sono ben sistemato qua da un bel po' d'anni. Allora, noi ti abbiamo contattato per Admo Veneto, i donatori di midollo osseo, perché so che tu c'entri, tra virgolette, proprio con il cuore, per una vicenda legata a un amico, nonché una persona con cui hai lavorato, che è Mauro Marcenta. Ci vuoi un po' spiegare un po' i fili? Certo, con molto piacere. Ho avuto la fortuna di conoscere e spendere molto tempo a livello personale e professionale con Mauro Marcenta e si è creato un legame veramente particolare tra di noi e nel momento in cui ho disegnato una collezione di basi che si chiama Mr. James e Vassili, mi sono ricordato che lui ci teneva tantissimo a questa collezione, letteralmente impazziva. Per cui quando è stato il momento di metterla sul mercato ho chiesto esplicitamente che qualsiasi royalties, per chi non conoscesse cosa vuol dire royalties, è fondamentalmente quando un designer disegna un prodotto per un'azienda ha diritto a una percentuale sulla vendita. Per cui mi sono messo d'accordo che qualsiasi royalty vada donata all'Admo di Padova. Per cui questo è un po' il succo del discorso. Per chi non conoscesse Mauro, vuoi raccontarcelo? Mauro è una carissima persona, nata e cresciuta a Pieve di Sacco. È una persona che chiunque lo incontrava, lo conosceva, non poteva non ricordarsi di lui. Era una persona solare, piena di vita, una persona che aveva tantissimi sogni nei cassetti e li ha realizzati tutti. Purtroppo è mancato in maniera bruscamente l'anno scorso, aveva detto che non riusciva a parlare in quel momento, appena stava bene mi avrebbe richiamato e da lì, dopo un paio di settimane, ho saputo dalla sua ragazza che era stato diagnosticato con una leucemia fulminante. Da quanto so è andato in ospedale la domenica e il lunedì la sua ragazza mi ha detto che aveva provato questa leucemia fulminante, che aveva provato un po' di chemio e lì non avevo nessun dubbio, infatti l'ho lasciato anche un messaggio di forza e coraggio, ma non avrei avuto nessun dubbio perché lui era una persona fortissima e piena di energia. Il sogno non si poteva interrompere, anzi. E poi è stato un momento drammatico quando un suo collega di lavoro mi ha detto il giovedì mattina, per cui sono passati veramente 3-4 giorni dal momento in cui è andato in ospedale, ha mancato. E quando questo suo collega mi ha chiamato, credevo che mi volesse dire che Mauro era stato ricoverato, invece mi ha detto che purtroppo è mancato. È stato uno shock incredibile che, devo essere sincero, sto ancora cercando di digerire, scusate. Perché Admo? Perché la causa è fantastica. Purtroppo, o per fortuna, ho avuto a che fare con questa mancanza molto repentina e molto forte. E devo essere sincero, ero completamente ignorante. C'è una totale ignoranza o comunque non conoscenza di questa malattia atroce che ti prende e ti annulla in qualsiasi momento e, da quanto so, in qualsiasi momento della tua vita. E mi ha colpito molto, mi ha colpito il fatto che per quanto siamo tutte persone intelligenti ci sono tante cose che non sappiamo, mi ha colpito molto la ferocia del tutto. E visto che ho una persona che adoro, che è stata colpita da questa malattia, è un mio onore fare qualcosa per aiutare la ricerca e magari supportare altre famiglie o altri amici che avranno gli stessi problemi. Tecnicamente e concretamente, per chi volesse aiutarti con le royalties, che cosa deve fare? Che cosa può fare?
Beh, c'è la collezione è manufatta, è prodotta da un'azienda leader del mercato della ceramica che si chiama Posa Ceramica. È una bellissima azienda veneta che produce qualsiasi cosa fatta in ceramica di altissimo livello. Questa è la collezione che si chiama Mr. James. L'ispirazione è stata presa dalla tipica guardia londinese e al di là dell'ispirazione il Mr. James è un oggetto, un soggetto, un amico che ti porta tante idee con sé. Sotto il cappello c'è tanta allegria, c'è tanta ispirazione e ci sono tutti i sogni nel cassetto che tutti abbiamo. Ha diverse forme, diverse misure e il Mr. James è qualcosa che appena lo vedi dice ok, lo voglio anch'io. Come averlo? Basta chiedere, mandare un'email direttamente a Posa Ceramiche oppure vedere uno dei rivenditori in giro per il mondo che hanno, per cui sono ben distribuiti. Per cui guardate di solito un negozio di arredamento che venda il design, sicuramente li avrà, oppure mandate un'email, così si può avere il vostro Mr. James o la collezione Vassilli. Questa è la collezione Vassilli, che Vassilli è un amico che arriva da un altro pianeta, fondamentalmente. È un contenitore, se vuoi, oppure è un oggetto che lo metti lì e ti ispira, ti manda un messaggio più o meno vocale, più o meno sottointeso, ed è un oggetto che lo metti lì e anche questo tende o è stato disegnato per portare allegria o perché no negli nostri ambienti. Allora, noi ti ringraziamo intanto anche solo per questo gesto importante per ricordare Mauro in primis, per aiutare Admo e quindi tutti quelli che magari ce la possono fare tramite un trapianto di midollo e tramite degli aiuti e una sorta di sensibilizzazione. Ti chiediamo di sensibilizzare anche il mondo londinese. Sono il primo, anzi sto cercando anche di espandere la conoscenza con i miei clienti e soprattutto anche a livello di social media di dare un po' più conoscenza a questa malattia, per cui sicuramente al di là delle donazioni, che veramente è un onore, ripeto, per me è una gioia incredibile poterlo fare, vi assicuro che farò una bella campagna anch'io per espandere la conoscenza di questa malattia.